sportivi appassionati di calcio a 5, ben trovati al Pala Don Bosco per la sfida valida per il campionato nazionale juniores under 19 per il girone V di fronte il Villauria e il Città di Palermo. Perna che riceve, serve Pecoraro, avanza qui l'ex giocatore del Futsal America che scarica un destro potentissimo che batte Di Liberto e porta soprattutto in vantaggio la formazione. Oggi il maglia arancio la sblocca proprio Mattia Pecoraro. Volano via i primi 6 minuti di gioco qui al Pala Don Bosco. Esce palla al piede Di Liberto che poi scucchiaia per accetta, incrocia Azzarello, la fa sua. Esce vincitore Pellegrino che si gira, subisce forse fallo da Monti, si continua a giocare, va Castelli inseguito Muratore che sporca il pallone, poi serie di rimpalli, ancora la meglio la squadra ospite che può ripartire, però recupera bene palla Pellegrino, a tu per tu con Di Liberto che gli chiude lo specchio. Allora prova a ripartire il Città di Palermo con Monti, la posa di Azzarello che si oppone e poi conclusione alle stelle di Lucchese. Minnone col tiro, Di Liberto prima col piede, poi con la figura riesce a tenerla, poi prova ad uscire palla al piede Carmelo Accetta che sta al topo di avversari, incrocia, colpisce il palo, ancora la Piana, la palla giocata in avanti male da Orlando, la recupera Accetta, calcia, palla fuori, non di molto, Fecarotta rischia di perderla, poi prova a seminare Muratore e ci riesce, ancora Fecarotta in cost to cost, calcia, la respinta col piede di Azzarello, poi ancora attacco vivo per il Città di Palermo con Accetta, palla fuori. Nazionale juniores girone B, guidato subito Pecoraro che si fa vedere, scambia con Perna e sono passati appena 16 secondi, il Villauria raddoppia e raddoppia anche il bottino personale di Mattia Pecoraro, dell'ex giocatore di Palermo Calcio a 5 Futsal Emiri, ma attenzione già dall'altra parte Castelli davanti ad Azzarello che si sdraia sul parquet e gliela mette in calcio d'angolo di Pecoraro. Ricordo mentre intanto attacca il Città di Palermo, Carmelo Accetta che fa la foto ad Azzarello ma non trova la porta. Qui Perna per la Piana, pallone di ritorno, Perna tu per tu con Di Liberto, la giocata in cucchiaio che si perde però sopra la traversa. Ha giocato anche le finali regionali under 18, tante cose finali che noi di sportisti le abbiamo seguito e la Piana approfitta della sbucciata di Di Liberto, 3-0 e abbraccio con i due azzurri. Ancora la Piana, Pecoraro riesce ad anticipare Bucolo, Pecoraro fronte alla porta, lo scarico, il pallone dentro, Di Liberto a coprire il primo palo, poi Pecoraro, salvataggio sulla linea e Minnone non riesce a ribadire in porta, poi avanza in campo aperto Pellegrino, il tocco a cercare Pecoraro calcia con la punta, la respinta di Di Liberto, poi ancora possibilità di pressione del Villauria, ancora il numero 9 che ha scambiato con Lucchese, poi arriva Castelli fermato, allora deve involarsi Pellegrino, a tu per tu con Di Liberto, cala il poker, Pellegrino chiude definitivamente la partita, il Villauria 4-0 per la formazione di casa e qui a 10 secondi praticamente dalla fine non aggredisce il Città di Palermo e ci involiamo lentamente verso il suono della sirena che arriva adesso. Vince il Villauria 4-0 contro il Città di Palermo, una vittoria raramente messa in discussione dagli ospiti, alla fine alla meglio torna a vincere la squadra campione in carica